Si è conclusa con la tappa di Verona sabato 18 e domenica 19 aprile l'edizione 2009 di Vacanze Weekend. Ottimo il bilancio della manifestazione secondo l'amministratore delegato della fiera Pierantonio Macola. Direi una manifestazione che ha destato un grande interesse, quindi siamo pienamente soddisfatti. Erano prodotti e strutture ricettive italiane emergenti, nuove, quindi forme di turismo con un'attenzione particolare al budget e quindi esperienze per le giovani famiglie in Italia. Andiamo dai parchi al balneare tradizionale all'agriturismo. Devo dire che dal nostro punto di vista questo mercato turistico è in Italia oggi l'industria più promettente e parte anche dalla domanda nazionale. L'italiano comunque in vacanza deve andare. Io credo che non ci saranno più fenomeni come quelli degli ultimi 20 anni, ma ci sono tendenze emergenti che richiedono un contatto diretto tra operatore e cliente. Quindi lo scopo di Vacanze Weekend è proprio quello di far incontrare direttamente i potenziali clienti con le strutture più moderne e anche con i piccoli comuni, le realtà emergenti che spesso non sono conosciute. In questi ultimi anni Jesolo ha impresso una svolta alla sua immagine tradizionale di località balneare, puntando al cambiamento e all'innovazione in modo davvero radicale, per diventare una città all'avanguardia in ambito urbanistico e architettonico. Ecco quanto ci ha raccontato sul futuro della città il sindaco Francesco Calzavara. La presenza della città di Jesolo a Vacanze Weekend è la testimonianza della volontà della nostra città di attuare un progetto di marketing territoriale per far sì che tutti comprendano la grande trasformazione che Jesolo sta vivendo nel corso di questi anni. Una trasformazione che nasce dalla volontà di riqualificare dal punto di vista urbano la nostra città, ma che passa anche attraverso una forte riqualificazione di quella che è l'offerta della vacanza e quindi nuovi alberghi, nuovi appartamenti, nuovi campeggi che avranno modo di soddisfare i bisogni di una clientela che cambia e che Jesolo deve avere la capacità di offrire e cogliere in un mercato internazionale del turismo che continua a cambiare. Oggi a Jesolo sta progettando, sta realizzando il meglio dell'architettura mondiale con architetti che vanno da Richard Meyer a Zaha Hadid, a Jean Nouvel, al professor Galfetti, a Gonzalo Birne. Il meglio dell'architettura si sta confrontando su un tema che è lo stesso, quello di creare un posto per le proprie vacanze, un posto che, come diciamo in questo nuovo slogan che abbiamo coniato, possa regalare un momento di divertimento ma anche coniugare quello che è sempre stata l'offerta del nostro territorio, mare, natura e appunto divertimento. Parchi del Veneto come occasione per vivere un'autentica esperienza di turismo educativo. È questa la strategia di promozione dell'assessorato regionale ai parchi del Veneto, un sistema che riunisce i 6 gioielli verdi di questa regione. Flavio Silvestrin ha scelto la vetrina di Vacanze Weekend per presentare la brochure fresca di stampa A spasso nei parchi del Veneto con la signora Lea, l'orchidea che ci educa all'ambiente. Oggi in fiera abbiamo presentato per la prima volta A spasso nei parchi del Veneto con un personaggio illustrato che è l'orchidea. L'abbiamo chiamata Lea, quindi questo personaggio sarà un po' la voce parlante che ti insegnerà i vari itinerari che sono descritti nei 6 parchi all'interno di questo libricino. Ecco, sono così queste pubblicazioni che abbiamo presentato e quello che stiamo facendo proprio perché crediamo che questo sia un passaggio importante per il nostro territorio, per un lancio anche di un turismo e di educazione ambientale, per un turismo sostenibile proprio nel territorio dei parchi che hanno tutta una serie di loro prodotti, di loro attività che sicuramente possono garantire un felice weekend a quanti vorranno farlo, soprattutto in questo momento di crisi, perché i costi poi non ci sono più di tanto, soltanto lo spostamento, perché all'interno del parco non c'è biglietto, non c'è niente, però c'è una realtà veramente bellissima,
naturale, ambientale, che veramente ci gusta, che ci porta a stare meglio anche fisicamente, vedere tutte queste meraviglie che purtroppo non tutti conoscono, ma che noi vorremmo che tutti conoscano.